Ben ritrovati dalla redazione. Simboli fallici, macchie di colore, scritte incomprensibili. Sono gli imbrattamenti con cui ignoti vandali hanno sfregiato i bunker di Opicina, meta di turisti appassionati di storia, incuranti del valore della cosa pubblica, incapaci di rispettare il lavoro dei tanti volontari che dei bunker si prendono cura. Gli autori dell'inqualificabile gesto non hanno avuto remore, spargendo colori ovunque sulle pareti di roccia. Sono stati i volontari che si occupano dei bunker da 10 anni, facendone conoscere il valore storico ai visitatori, a presentare denuncia alle competenti autorità. Un 46enne residente ad Azzano Decimo, nella notte tra venerdì e sabato, si è ferito a seguito dell'esplosione di un petardo. L'uomo riportato una ferita alla mano sinistra, anche il volto è stato raggiunto dall'esplosione. Dopo essere stato soccorso e trasportato in ospedale a Pordenone, l'uomo per la ferita alla mano è stato sottoposto a un intervento chirurgico. L'episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte a Fanigola. L'uomo aveva partecipato ad una festa privata organizzata da un'associazione anche gli Angeli mangiano fagioli del tutto estranea ai fatti. Secondo le informazioni raccolte, l'uomo avrebbe fatto esplodere il petardo in strada. In quel momento non ci sarebbe stato nessun altro con lui. Il potenziamento della rete elettrica annunciato da Cegas APS Amga a Trieste è pronto a partire. Scatteranno da domani a Roiano, per proseguire fino al 14 novembre, i divieti per i lavori che si svilupperanno lungo via Gelsomini, via Valmartinaga, via dei Giacinti, via Tor San Piero e viale Miramare. Un cantiere stradale partendo dalla centrale elettrica di Roiano che comporterà una modifica della viabilità e il conseguente divieto di sosta nel rione. Sport calcio, Triestina disfatta contro la Virtus Verona e la settima sconfitta, contestato Menta. Da martedì la squadra è in ritiro per preparare la prossima gara in programma sabato 26 ottobre sul campo della Pergolettese. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Per quanto riguarda la nostra regione, residua nuvolosità, nel mattino ampie schiarite a partire da est con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sulla zona montana cielo variabile, specie verso Alpi e Prealpi Carniche, sulla fascia orientale bora moderata al mattino e in attenuazione nel pomeriggio. Temperature minime in pianura fra 12 e 15, le massime fra 20 e 23 gradi, sulla costa minime fra 14 e 17, le massime fra 19 e 22 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.